L'inquinamento è un tema importantissimo e particolarmente in Veneto. Abbiamo fatto una scoperta incredibile però, ovvero c'è una legge molto precisa che dice che se c'è un sito inquinante e un'azienda sta inquinando deve immediatamente autodenunciarsi. Nel momento in cui non fa questa denuncia deve pagare una multa dai 1.000 ai 3.000 euro al giorno. È la legge che lo dice. Qua in Veneto abbiamo un caso incredibile purtroppo di acqua inquinata. Un'azienda, questa Miteni, ha inquinato l'acqua di 350.000 persone. E volete sapere la cosa più incredibile? Non è stata richiesta questa multa. Infatti, secondo i nostri conti e secondo gli studi che abbiamo fatto e che ora vi spiegheremo, sono milioni e milioni di euro quelli che questi inquinatori devono a noi cittadini del Veneto. Con documenti alla mano, documenti ufficiali alla mano, siamo a dimostrare come Miteni già era a conoscenza del 2009, ovvero quando questa proprietà Miteni, la ICIG, si insedia nel sito di Trissino, di cosa c'era sotto l'azienda, ovvero del grosso problema di inquinamento che è sito sotto l'azienda di Trissino appunto. È importante sottolineare come c'è uno studio del 2005 che già predisponeva la barriera idraulica, quindi un'opera di messa in sicurezza del sito inquinato, volto alla bonifica del sito. Questo è uno studio che, come vedrete nei documenti, si è concluso a settembre del 2009. ICIG, quindi l'attuale proprietà Miteni SPA di Trissino, entra in azienda, entra negli stabilimenti di Trissino a febbraio del 2009. Quindi questi documenti dimostrano che Miteni non poteva non sapere. Gli stessi carabinieri ambientali del NOE, il Nucleo Operativo Ecologico di Treviso, affermano come già dal 2009 l'azienda Miteni fosse a conoscenza del problema. E allora perché non ha comunicato, come previsto dalla legge, alle autorità competenti? La cosa più incredibile che emerge da questi documenti sono i livelli di inquinamento che erano presenti nell'azienda e causati dall'azienda stessa. 6 milioni e mezzo circa nanogrammi litro, 500 quello che dovrebbero essere come limite, 6 milioni e mezzo quello che hanno trovato e che sapevano. E non hanno denunciato, non hanno detto nulla, e invece la legge prevedeva questo. Noi chiediamo una cosa semplicissima come Movimento 5 Stelle: far rispettare la legge, perché oggi tutti i costi di inquinamento, di bonifica, li stanno pagando i cittadini, li stanno pagando con le loro bollette, li stanno pagando con le loro tasse, e invece per legge devono essere questi inquinatori. Chiediamo immediatamente che venga fatto questo, perché secondo i nostri calcoli dovrebbero circa quasi 10 milioni di euro di multa a noi come regione. Ma volete sapere la cosa tragica? È arrivata la prescrizione e li sta salvando. Dobbiamo immediatamente far partire la richiesta danni nei confronti di questa azienda per recuperare almeno tra circa 250.000 euro e 750.000 euro, una cifra che vedremo se riusciremo a recuperare, ma questo dipende da immediatamente che si muova la regione, che fino ad oggi purtroppo non ha fatto il suo dovere. Oggi abbiamo scoperto questa cosa, queste sono le carte, le potete trovare giù nei commenti e vederle voi con i vostri stessi occhi. Diamo alla regione, agli enti, fino a venerdì di tempo per applicare immediatamente una sanzione che per legge deve essere applicata nei confronti di chi inquina. In caso contrario, ovviamente andremo alla Corte dei Conti per denunciare un danno erariale che sta andando a danneggiare i cittadini e tutti noi, perché bisogna sempre combattere dalla parte dei cittadini per la salute e per l'ambiente.